Parte la nuova campagna regionale sulla sicurezza stradale con la novità dei messaggi veicolati in contenuti e percorsi didattici nelle scuole all'interno delle ore di lezione di educazione civica per oltre il 500.000 di studenti veneti. Il progetto riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado, quindi complessivamente e potenzialmente può raggiungere tutti i nostri studenti, sia delle scuole statali che paritarie. E in realtà il progetto cerca di mettere assieme competenze tecniche e contenuti, messaggi fondamentalmente da dare in tema di educazione stradale e modi comunicativi e didattici affinché questi contenuti arrivino efficacemente ai nostri studenti. Tornano così le auto accartocciate e incidentate fuori dalle discoteche e con esse anche gli spot shock con immagini inquietanti su come la distrazione alla guida possa rendere una persona anche meno amata. Soltanto alcune del corollario di iniziative del progetto pilota in tutta Italia con il Veneto capofila e che vede insieme con la scuola le società autostradali e la nostra regione. Non dimentichiamoci che ad esempio la scuola è chiusa d'estate, ma sono aperte le discoteche, quindi sono luoghi di aggregazione importanti per comunicare con i ragazzi. Oggi la firma del protocollo per l'insegnamento dell'educazione stradale tra i giovani. E quindi i budget non saranno più singoli budget investiti per iniziative a tutela della sicurezza stradale, ma sarà un unico budget che verrà poi gestito in base a, alle esigenze del mondo della scuola che intercetta e parla a 561.000 ragazzi.